Al via l'ampliamento del parco Iris, il più grande polmone verde di Padova, verrà triplicato dopo l'acquisizione da parte del comune di due aree circostanti che estenderanno così la superficie verde della città. Il primo stralcio coinvolgerà i primi 900.000 metri quadri. Triplicata esattamente. Il primo stralcio sarà già fatto perché abbiamo 2 milioni, sarà fatto entro l'anno più o meno, perché dobbiamo badare anche alla stagionalità delle alberature di dicembre, però questo è un grande sogno che si è realizzato e sono contento. Ringrazio Arturo Lorenzoni, la Chiara che è stato molto a fare, l'assessore, tutto il personale, abbiamo una grande fortuna. Un progetto che valorizzerà il parco rendendolo fruibile da tutti i cittadini. Quello che ci ha guidato è ovviamente la tutela ambientale prima di tutto, quindi il mantenimento del verde attuale è molto più verde, molti più alberi, servizi ecosistemici, una creazione di un corridoio ecologico e poi tutta la partita ovviamente dei servizi e del benessere per la città, quindi ci sarà il primo punto ristoro su via Canestrini, ma anche un anfiteatro sfruttando un'altura naturale che darà la possibilità di fare spettacoli all'aperto e poi aree benessere. Il secondo stralcio invece riguarderà una superficie di 37.500 metri quadri. Entro il 2022 inizieranno le movimentazioni di terreno. L'ampliamento del parco Iris strappa la cementificazione, un'area fragile di Padova, spesso soggetta ad allagamenti. Poter mantenere e curare ancora di più delle aree che vanno a salvaguardare la sicurezza idrogeologica, perché anche questo era un punto fondamentale, non solo non si va a edificare, ma anche si vanno a creare delle movimentazioni minime del terreno che prevengono e aiutano a far fronte ai cambiamenti climatici.